Buonasera, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli. Storia a lieto fine per Casa 21. L'associazione dei ragazzi con la sindrome di Down, i ladri si pentono e restituiscono la refurtiva. In un bigliettino le scuse da parte dell'Arsenio Lupin. Abusi su 6 migranti minorenni. Arrestato ad Agrigento un cittadino bengalese che violentava i ragazzi minacciandoli di non parlare altrimenti li avrebbe fatti rimpatriare. Un ragazzo di 14 anni corre in strada, blocca una volante e fa arrestare il padre che nel frattempo stava picchiando la madre in casa davanti alla sorella. Non era la prima volta. L'uomo, un tunisino di 62 anni, è stato arrestato. Il femminicidio di Sara a Messina. Il coltello trovato dagli investigatori non è quello del delitto. Il legale dell'assassino reo confesso chiederà la perizia psichiatrica. Brutta sorpresa nell'uovo di Pasqua per un bambino catanese. Ingerisce la polvere contenuta in una bustina. Grande spavento a scuola, ma il piccolo è fuori pericolo. Caccia ai fantini e alle scuderie coinvolte nel catanese nella corsa clandestina di cavalli, documentata da un video con un uomo in moto che, arma in mano, spara in aria per incitare i cavalli. Oda ancora senza stipendio i dipendenti dell'Opera Diocesana di Assistenza, ormai stanchi anche di protestare. Calcio spetatore interessato, il Catania, in attesa dei risultati di sabato, prepara la sfida con il Potenza del 26 aprile. L'obiettivo resta il quinto posto, intanto Toscano lavora su diverse ipotesi tattiche in chiave playoff. Bentrovati. Arsenio Lupin a Picanello. Ladri restituiscono la refurtiva e si scusano con un biglietto. Torna il sorriso a Casa 21, come ci racconta Tonino De Mana. Siamo ladri, ma non sapevamo che era Associazione Ragazzi Down. Ci scusiamo. Buona Pasqua, firmato Arsenio Lupin. Ve lo facciamo vedere. Non è uno scherzo né un cartone animato, ma la favola a lieto fine del furto a Casa 21 che si occupa di inclusione sociale e sostegno alle famiglie con figli con sindrome di Down. Dopo l'ondata di indignazione per avere sottratto elettrodomestici e colombe realizzate proprio dai ragazzi, è arrivata anche la sorpresa. Tra lo stupore dei presenti, una grossa busta è stata lasciata davanti al portone, all'interno gran parte della refurtiva. La seconda possibilità si dà a tutti e per quanto ovviamente il gesto è sicuramente sempre biasimabile, assolutamente, però in questo tentativo di tornare indietro e di ripensare a quello che è stato fatto vuol dire che un po' di speranza c'è, quindi è una buona Pasqua, sicuramente ancora più buona. Ne prende atto il presidente del secondo municipio, uno dei primi a ricevere la bella notizia. Commovente per quello che è successo nel giro di 24 ore. Ieri li ha definiti esseri indegni, oggi? Oggi vi dico che se avete difficoltà non andate a rubare, rivolgetevi alle associazioni, alle istituzioni, ci sono altri modi di portare il pane a casa. Nel frattempo si era attivata una straordinaria gara di solidarietà che ha portato colombe, uova di cioccolato ed elettrodomestici. Abbiamo aderito anche noi, ci sembrava giusto fare questa donazione. Chi ha fatto donazioni e c'è anche chi ha regalato l'impianto di videosorveglianza. Grazie a tutti i catanesi, siciliani, ma anche grazie a tutta Italia perché stanno arrivando donazioni da parte di tutta Italia e quindi buona Pasqua a tutti. Abbiamo voluto aprire con una buona notizia, ora torniamo però purtroppo alle brutte notizie, a quelle di cronaca. Ad Agrigento abusava di 6 migranti minorenni arrivati in Sicilia senza famiglia con la minaccia di farli rimpatriare se avessero raccontato qualcosa. È stato arrestato Davide Sardo. 6 minorenni bengalesi arrivati in Italia senza familiari sarebbero stati costretti a subire abusi sessuali sotto la minaccia del rimpatrio. La squadra mobile di Agrigento ha arrestato un cittadino italiano originario del Bangladesh con l'accusa di violenza sessuale aggravata. A far partire le indagini è stata la denuncia di un operatore della comunità per minori che ospitava i ragazzi. Ascoltati alla presenza di una psicologa e di un mediatore culturale, i minori hanno fornito versioni chiare e coerenti. L'uomo avrebbe agito in luoghi appartati e anche nella propria abitazione, utilizzando violenza e minacce. È stato trasferito nel carcere Pasquale Lorenzo di Agrigento. Le indagini sono ancora in corso.
Papà sta picchiando la mamma. A Catania un 14enne lancia l'allarme e ferma per strada gli agenti delle volanti della questura che arrestano l'uomo. Da anni in casa momenti di terrore con continue aggressioni per la moglie e per la figlia, aggredite dal familiare ubriaco. Giusila Zara. Papà sta picchiando la mamma. A Catania il grido d'allarme di un ragazzo di 14 anni che in strada ha fermato la pattuglia delle volanti della questura, raccontando in lacrime quello che stava avvenendo a casa. I poliziotti entrati nell'abitazione hanno trovato il padre, un tunisino di 62 anni, che aggrediva la moglie davanti alla figlia, più grande, che lo supplicava di fermarsi. A dare l'allarme era stata proprio lei, la 18enne, che aveva chiesto l'intervento dei poliziotti per aver subito violenze dal padre tornato a casa ubriaco. Aveva strattonato la figlia con schiaffi e pugni senza alcun motivo. L'uomo poi si era scagliato anche contro la moglie che cercava di difendere la ragazza. Il tunisino li aveva minacciati di altre violenze se avessero collaborato con la polizia. Ma i familiari non si erano fatti intimidire. Agli agenti hanno raccontato che ormai da diversi anni il padre ubriaco li aggrediva di continuo. La madre e la figlia sono state medicate in ospedale. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Messina, il legale di Stefano Argentino chiederà la perizia psichiatrica per il giovane che ha ucciso Sara Campanella. Intanto resta il giallo dell'arma dopo gli esami dei carabinieri sul coltello trovato vicino al luogo del femminicidio. Francesco Triolo. Le tracce di sangue sul coltello non sono compatibili con la vittima. Sono queste le prime risultanze delle analisi di laboratorio eseguite dal reparto del RIS di Messina sul coltellino svizzero trovato a 150 metri dal luogo dell'omicidio di Sara Campanella. Si cerca quindi ancora l'arma che ha utilizzato Stefano Argentino per uccidere la studentessa di Misilmeri la sera del 31 marzo. Su questo punto il ragazzo non ha risposto durante gli interrogatori con i magistrati che seguono le indagini, un aspetto che lascia aperti alcuni quesiti: dove e quando lo ha preso e dove e come se ne è liberato, che complicità ha avuto, che fine ha fatto quell'arma. Stefano se ne è liberato da solo, lo ha nascosto o qualcuno lo ha fatto per lui? Ancora al vaglio del RIS invece alcuni vestiti sequestrati allo stesso Stefano Argentino che presentano tracce di sangue, ma le analisi ancora non sono definitive. Intanto nel carcere di Gazzi il giovane ha incontrato il suo avvocato Giuseppe Cultrera, che ha anticipato la richiesta di una perizia psichiatrica su Argentino, una mossa che non ha sorpreso l'avvocata Cettina Latorre che tutela la famiglia di Sara. È una mossa che ci aspettavamo, una strategia difensiva tipica nei casi di femminicidio, quella a cui ricorrono tutti gli assassini, soprattutto quando hanno confessato nel tentativo di ottenere uno sconto di pena. Ha detto: le perizie psichiatriche in questi casi sembra costituiscano la panacea di tutti i mali, ha commentato la legale che assiste i familiari di Sara Campanella. Un alunno di AC Catena ingerisce la polverina trovata nella sorpresa dell'uovo di Pasqua e si sente male. L'appello di una rappresentante di istituto: fate attenzione ai bambini. L'ospedale di Acireale avvia segnalazione all'ASP di Catania. Tonino De Mano. È fuori pericolo, ha solo la trachea infiammata per essere entrato in contatto con materiale tossico. Protagonista un bambino di 6 anni di AC Catena iscritto alla scuola primaria Guglielmino presso Madre Teresa di Calcutta di via Majorana, trasportato d'urgenza all'ospedale di Acireale. Secondo il racconto dei genitori, il piccolo avrebbe ingerito una polverina bianca contenuta all'interno di un uovo di Pasqua regalato dalle insegnanti. A raccontare la storia è Valentina Mangiafico, rappresentante dell'istituto scolastico Scandura. All'interno di queste uova c'era una sorpresa un po' subdola, perché si trattava di una polverina, tra l'altro l'involucro a tema natalizio, quindi da qui abbiamo dedotto che probabilmente non si trattava di una caramella granulosa così come il bambino ha erroneamente pensato che fosse, ma probabilmente della neve istantanea oppure una polverina magari per fare dello slime. Quindi il bambino effettivamente ha ingerito una sostanza chimica. È partito tutto dal voler divulgare questa notizia, in quanto io presidente del consiglio di istituto, per attenzionare soprattutto i bimbi più piccoli che, come il bimbo in questione, avrebbero potuto, fraintendere la sorpresa ed ingerirla. Dall'ospedale di Acireale avvertono che sono in corso indagini con la segnalazione al SIAN dell'ASP di Catania per stabilire cosa abbia provocato esattamente la reazione al piccolo. Un video virale mostra l'ennesima corsa clandestina di cavalli sulle strade etnee, in sottofondo anche colpi di pistola. Luca Ciliberti. Scene da Far West.
Cavalli lanciati al galoppo in strada, colpi di pistola e uno stuolo di motorini che urlano per incitare i fantini protagonisti della folle corsa clandestina. Tutto immortalato dai cellulari con un video che è diventato virale in pochissime ore, postato sul social preferito da criminali e malviventi. Il filmato è adesso al vaglio degli investigatori che attraverso i dettagli cercano di risalire ai protagonisti. La strada teatro dell'evento sembra essere la provinciale 69 che da Passo Martino conduce a Lentini. Si vede anche qualche targa e qualche volto scoperto che certamente sarà utile alle indagini. Ovviamente, dietro ogni corsa clandestina c'è un giro di scommesse. Le forze dell'ordine provano con tutti i mezzi a contrastare questi fenomeni criminali. Durante i controlli nel territorio trovano spesso stalle abusive, farmaci dopanti e animali maltrattati. L'ultima operazione delle scorse ore condotte dai carabinieri di Randazzo è riuscita a interrompere lo svolgimento di una corsa sulla provinciale per Castiglione di Sicilia. Sul posto 2 calessi trainati da cavalli che percorrevano la strada ad altissima velocità, ciascuno con a bordo un fantino e accompagnati da auto e motocicli per scorta e supporto. 3 persone alla fine sono state denunciate. Finanzieri del Comando Provinciale di Trapani hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP nei confronti di 4 giovani indagati per rapina pluriaggravata in concorso, usurpazione di funzioni pubbliche e detenzione di armamento militare. Al centro delle indagini dei militari una rapina commessa a San Vito Lo Capo da parte di 4 giovani e che, armati di pistole, spacciandosi per poliziotti e mostrando 3 pistole prive di tappo rosso, hanno bloccato la vittima simulando un controllo. Quando il derubato si è accorto che i finti agenti gli stavano sottraendo anche una somma di denaro dal portafoglio, ha ingaggiato una colluttazione con gli aggressori che sono passati alle minacce con le armi fino a esplodere un colpo di pistola in aria e a scopo intimidatorio. Senza stipendio da 6 mesi e stanchi delle proteste sono i lavoratori dell'Oda, l'Opera Diocesana di Assistenza di Catania, che hanno dato vita a un sit-in di protesta davanti alla prefettura. Orazio Longo. Stanchi di promesse e di lavorare senza percepire stipendio, l'immagine di una persona che sopporta il peso della croce sullo sfondo dell'elefante di Piazza Duomo a Catania rappresenta la passione dei lavoratori Oda, Opera Diocesana, in attesa di 6 mensilità da novembre scorso. Non sono servite le rassicurazioni dell'arcivescovo Monsignor Luigi Renna a fermare la protesta. In attesa delle 4 mensilità promesse per fine aprile, i lavoratori lamentano anche il mancato anticipo di metà mese, mentre gli animi non si sono risollevati dopo l'incontro in prefettura seguito al sit-in di Via Etnea. Le rassicurazioni sono arrivate più volte nel corso del tempo di questi mesi, però di fatto non arriva nulla. Noi siamo ad aspettare per poter vivere. Noi abbiamo bisogno di certezze, non abbiamo bisogno di questi solo 4 stipendi. Noi proiettiamo sul futuro, anche perché le banche ormai ci affliggono. Va detto che la Fondazione Oda non è di proprietà dell'arcidiocesi, ma si tratta di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto su cui l'arcivescovo di Catania esercita un potere canonico di vigilanza. Intanto l'Unione Sindacale di Base chiede le dimissioni dell'avvocato Landi, commissario straordinario dell'Oda. Andiamo al meteo di Pasqua. Secondo le previsioni degli esperti dovrebbe essere salva la domenica di Pasqua, ma la Pasquetta potrebbe riservare instabilità e piogge soprattutto nella parte settentrionale dell'isola. Vediamo. La primavera in Sicilia quest'anno sembra essere caratterizzata da instabilità, sole, caldo, nuvole, acquazzoni e vento e poi di nuovo sole e poi di nuovo pioggia. Particolarmente intenso negli ultimi giorni a causa di un vortice ciclonico sul Mediterraneo e il vento che, fastidioso come non mai, ha caratterizzato le nostre giornate e dato fastidio agli amanti del capello perfetto. Ma la domanda è una, se lo chiede soprattutto chi ha programmato una gita fuori porta nel lungo ponte pasquale. Come sarà il meteo? Gli esperti dicono ancora altalenante, ma la perturbazione nordafricana che ha portato temporali negli scorsi giorni tenderà ad allontanarsi e a partire da domani fino al giorno di Pasqua il tempo migliorerà. Seppur con qualche nuvola il clima sarà certamente più mite, con temperature che raggiungeranno i 20-21 gradi un po' su tutta l'isola. Il termometro scenderà però nelle ore serali, con un'ampia escursione termica tipica della primavera. Per poi peggiorare, come ogni meteo che si rispetti, nel giorno di Pasquetta, nella parte settentrionale dell'isola, dove dalle ultime proiezioni dei meteorologi una perturbazione atlantica si avvicinerà con possibili piogge e acquazzoni. Il consiglio è di dotarsi, oltre a tutto il necessario per una bella grigliata, di un ombrello, quantomeno per sicurezza.
Continuano i lavori sulla A19 con la riapertura questa mattina delle rampe dello svincolo di Enna. Al taglio del nastro il presidente Schifani e l'amministratore delegato di ANAS. Sentiamo Rita Cinardi. Tornano nuovamente percorribili tutte le rampe dello svincolo di Enna sulla A19 Palermo-Catania. Questa mattina al taglio del nastro, alla presenza del presidente della regione siciliana e commissario straordinario del governo per i lavori sulla A19 Renato Schifani e dell'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme, che hanno riconsegnato al traffico veicolare l'intera infrastruttura oggetto di interventi di risanamento. Da oggi infatti sono fruibili le rampe della carreggiata in direzione Palermo, mentre quelle della strada in direzione Catania erano già state riaperte al traffico nel Ferragosto del 2024. Stiamo lavorando assieme ad ANAS perché il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria di questa grande arteria possano realizzarsi in tempi accettabili. Le riorganizzazioni strutturali richiedono sacrifici da un lato, dall'altro lato non posso che ringraziare ANAS per l'impegno finanziario indifferente che sta ponendo in essere. Gli investimenti ANAS in Sicilia ammontano a 11 miliardi e mezzo di euro, tra lavori in corso, di prossimo avvio e in programmazione. Sempre questa mattina è stato aperto al traffico il nuovo viadotto Salso lungo la statale Caltanissetta-Agrigento in direzione dell'autostrada A19, un'opera che renderà percorribile un ulteriore tratto di 2 km lungo l'itinerario Caltanissetta-Agrigento, che con i suoi 72 km complessivi consente di spostarsi tra i due centri in circa mezz'ora di auto. Intanto sulla A18 Catania-Messina la presenza di numerosi cantieri continua ad essere causa di lunghe code, soprattutto all'altezza di Acireale. La provincia di Trapani merita un sistema sanitario efficiente. A chiederlo CGIL, CISL, UIL, che stamane si sono ritrovati davanti all'azienda sanitaria per un sit-in. Il dirigente Palazzolo vara un tavolo permanente con i sindacati. Laura Spanò. Una sanità che garantisca pari diritti a tutti, è questo il senso del sit-in voluto stamane da CGIL, CISL e UIL a Trapani. Nel 2021 si è costituito insieme a CGIL, CISL e UIL e l'ASP di Trapani un tavolo per la salute. Abbiamo più volte richiesto la convocazione di questo tavolo e l'abbiamo fatto anche ultimamente alla luce dei fatti a tutti noti. Non abbiamo avuto risposta e abbiamo deciso di fare questo sit-in per far sedere a quel tavolo le persone. Noi siamo per tutelare le persone, quelle che ogni giorno ci vengono a trovare. La salute è un diritto fondamentale che deve essere preservato e che deve essere garantito a tutti, perché nessuno deve scegliere se nutrirsi o curarsi. Il sit-in arriva all'indomani della presa di posizione del dirigente ASP Danilo Palazzolo, al quale è stato affidato in via provvisoria il governo dell'azienda di Trapani dopo che la regione ha sospeso per 2 mesi il direttore generale Ferdinando Croce. A Palazzolo, che stamane ha incontrato i 3 segretari delle confederazioni sindacali, sono state evidenziate in un documento programmatico una serie di criticità sanitarie e sociosanitarie, dalle liste d'attesa alla mancanza di personale medico alle difficoltà di interlocuzione dei soggetti anziani e fragili. Poi la delegazione si è recata in prefettura. Palazzolo ieri aveva definito in una nota assedio la moltitudine di domande sullo stato della sanità trapanese, ritenendo ancora una volta la sanità pubblica un feudo da occupare. Cresce il numero di voli che faranno base a Trapani. Ryanair promette nuove tratte per la prossima stagione. Intanto Palermo è alle prese con la sostituzione dell'amministratore delegato Vito Riggio. Manlio Viola. Nuove tratte in arrivo per l'aeroporto di Trapani Birgi. L'incremento dei voli diventerà realtà con la prossima stagione. Ancora niente di ufficiale, ma dopo l'avvio della procedura per il taglio delle tasse di imbarco comunali negli aeroporti minori, Airgest, società che gestisce l'aeroporto di Trapani Birgi, ha avviato interlocuzioni con Ryanair, che ha confermato l'intenzione di portare nella prossima stagione almeno un aeromobile a distanza a Trapani e avviare nuovi collegamenti. L'aumento delle tratte però verrà confermato soltanto dopo che la norma proposta diventerà legge. Da valutare gli eventuali effetti anche su Comiso, mentre su Lampedusa e Pantelleria l'aumento dei voli è quello tradizionale del periodo che prelude all'estate. Intanto a Palermo il CDA di GESAP prende atto formalmente delle dimissioni dell'amministratore delegato Vito Riggio e procederà con un voto in meno verso l'approvazione del bilancio 2024, che resta il migliore di sempre per introiti e numero di voli passeggeri serviti nello scalo palermitano. Il Consiglio di amministrazione sarà convocato poi a maggio con all'ordine del giorno la sostituzione dell'amministratore
dell'amministratore. I soci avranno almeno 2 settimane di tempo per indicare il nome del nuovo componente del CDA e dare indicazioni anche per la scelta dell'amministratore delegato. Fra i nomi che si fanno c'è anche quello di un grande ritorno, l'ex direttore generale dell'aeroporto Carmelo Scelta, che però potrebbe entrare nel CDA ma non andare subito a ricoprire un ruolo di vertice. Ma di nomi se ne fanno anche altri, la decisione non è stata ancora presa e viste le pressioni non sarà né veloce né semplice, potrebbe slittare anche a dopo giugno. Ci fermiamo per una pausa, poi lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport e il calcio. Il Catania è in attesa delle partite di sabato pomeriggio per capire quale sarà la sua classifica a 90 minuti dalla fine della regular season. Intanto Toscano lavora su diverse ipotesi tattiche in chiave playoff. Francesco Triolo. Un occhio alle partite di Potenza e Benevento, un altro già rivolto verso i play-off. Il Catania confida anche nell'aiuto esterno di Latina e Trapani per giocarsi le possibilità di mantenere il quinto posto in classifica e sa che comunque, a prescindere dai risultati di sabato, sarà importante anche l'ultima sfida in casa proprio del Potenza. Dall'altro lato, Mimmo Toscano, sfruttando magari anche il turno di sosta forzato, sta lavorando già per la post-season, soprattutto per recuperare tutti gli elementi in piena forma e velocizzare gioco e ritmi della sua squadra. Un ruolo strategico in questo senso ce l'ha il centrocampo rosso-azzurro, dove ormai c'è piena abbondanza e possibilità di scelta. Così il tecnico ha anche la chance di cambiare in corsa modulo e uomini. Guglielmotti e Ramo da un lato, Lunetta e Anastasio dall'altro rappresentano il naturale turnover senza perdere di qualità. Poi Lunetta ha dimostrato anche di essere adattabile altrove, le 6 reti messe a segno sono un ulteriore plus, quindi crescono le possibilità di intercambiabilità. Soluzioni che potrebbero indurre Toscano anche a cambiare modulo, a passare dalla difesa a 3 a quella a 4, potenziando le fasce e dando maggiore spinta, così che magari possa agevolarsene anche il reparto offensivo. Ci fermiamo ancora per una pausa, ci vediamo tra poco. Bene, non ci sono aggiornamenti per questa edizione del telegiornale, è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.